contro l'infermiere. L'infermiere pendolare al pronto soccorso di Gemona è il segno che la riforma della sanità non ancora pubblicata è partita e lo ha fatto con l'impoverimento dell'area di emergenza, comitati in rivolta. Varata dalla Giunta la riforma Panontin, 12 sindaci puntano a restituire sovranità al territorio e chiedono un'assemblea delle autonomie del Friuli. Non siamo un partito, dicono, vogliamo affiancarci a chi decide. 2 orologi in oro 18 carati del valore di 70.000 euro, bottino di una rapina in Belgio, sono stati sequestrati dalla finanza che li ha trovati occultati in un'auto al valico di Pese. Aprire uffici per la richiesta di asilo politico nei paesi africani per evitare l'arrivo di migliaia di profughi in Italia e in Friuli è la proposta della Lega Nord, oggi in presidio in regione con lo slogan Stop Invasione. Record negativo per gli italiani all'Udinese, escluso di Natale, gli altri hanno giocato in totale 360 minuti in 6 partite, record negativo per Pinze e Belmonte, solo 21 minuti e la situazione è destinata a durare. A tutti buonasera, ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione su Telefriuli. Riforma sanitaria ancora in primo piano con la rivolta dei comitati gemonesi contro l'infermiere pendolare. Primo segno, dicono, che la riforma è partita con l'impoverimento del nostro nosocomio. All'ospedale di Gemona entra in scena la nuova figura dell'infermiere pendolare a partire dalle 22 fino alle 7 di mattina. Nel caso non vi siano pazienti ricoverati in medicina d'urgenza e ve ne siano meno di 3 al pronto soccorso, un infermiere dovrà trasferirsi al reparto di medicina e supportarne il personale. Se dovessero intervenire modifiche, però, l'infermiere dovrà tornare al pronto soccorso. La figura dell'infermiere pendolare ha scatenato le ire dei comitati a difesa dell'ospedale San Michele dopo la segnalazione del segretario del Nursind di Udine, Afrim Caselli. Avevamo ragione noi, la riforma non è stata ancora pubblicata, che è già partita, ecco quello che noi paventiamo, Rei, secondo qualcuno, di creare allarmismi, commentano i referenti dei comitati. Il governatore aveva concesso a parole un anno di proroga e la gradualità di transizione al punto di primo intervento sulle 24 ore da rivalutare in base ai dati di accesso. I comitati sono pronti a tutte le azioni legali del caso per tutelare il diritto dei cittadini fino all'ultimo giorno prima dell'entrata in vigore della riforma, presentando un esposto che verifichi un'eventuale interruzione del servizio pubblico e diffidano l'azienda sanitaria 3 dal generare provvedimenti non in linea con l'assetto garantito dalla normativa attuale. Il sindaco di Gemona Urbani intende aprire un nuovo fronte di protesta che vada al di là del referendum condiviso con altre comunità che si sentono penalizzate dalla riforma. Pronto soccorso, area di emergenza, medicina e chirurgia programmata sono servizi essenziali per l'ospedale di Gemona, afferma Urbani, che per martedì prossimo ha convocato un incontro con i comitati a difesa del nosocomio. Avevamo ragione noi, la riforma non è stata ancora pubblicata, che già è partita. Così riferiscono i comitati a tutela dell'ospedale di Gemona, che si dichiarano pronti a tutte le azioni legali del caso, ovvero il progressivo impoverimento della struttura sanitaria, in particolare dell'area di emergenza. La Regione aveva concesso a parole, sottolineano in un comunicato i comitati, un anno di proroga e la gradualità di transizione al punto di primo intervento sulle 24 ore da rivalutare in base ai dati di accesso. Ed ecco che il servizio viene già reso monco, l'ennesima penalizzazione che creerà un disservizio. La riforma entra in vigore dal 1 gennaio 2015 e fino al 31 dicembre il pronto soccorso è un pronto soccorso e non un punto di primo intervento. E martedì prossimo è previsto un incontro tra sindaco e comitati per mettere in atto nuove iniziative di protesta, ferma restando quella del referendum, per apportare le modifiche alla riforma sanitaria. Io credo che ancora oggi il nostro ospedale è pienamente funzionante, quindi voglio ricordarlo a tutti, però io credo che in questo momento naturalmente c'è da parte del personale dipendente l'incertezza su quello che saranno i prossimi mesi, perché non c'è chiarezza da parte della Regione su quello che succederà, non si può chiudere reparti per poi mandare la gente non si sa dove. Io credo che se c'è gradualità in questa riforma, se c'è la necessità naturalmente di fare squadra, di fare sinergia, ma di farlo anche attraverso sentendo le comunità locali, non avremo problemi a trovare insieme delle soluzioni. Credo che però alcuni servizi vanno salvaguardati una volta per sempre e noi ci faremo paladini di questo, perché non ci convince quello che sta succedendo con questa legge. In particolare il pronto soccorso, l'emergenza e la medicina, naturalmente vogliamo condividere con altri una chirurgia programmata, che sono poi le cose che succedono di più ai nostri concittadini, e vogliamo che restino tutta una serie
serie di servizi ambulatoriali, li difenderemo fino in fondo, perché poi quando si inizia a togliere una cosa toglie l'altra e non vorremmo ritrovarci poi con un semplice distretto sociosanitario, anche se poi sarà importante anche questo. Altri mugugni sul territorio si registrano per quanto riguarda la riforma delle autonomie locali, che è stata approvata ieri dalla Giunta regionale, pur a fronte della bocciatura comunque non vincolante da parte del CAL. La riforma dovrebbe approdare in aula per il voto del Consiglio poco dopo la metà di novembre. L'assessore Panontin precisa tuttavia che sono state accolte molte delle richieste avanzate dal Consiglio delle autonomie locali e spiega poi che si userà la leva fiscale per spingere i comuni ad aderire alle unioni. Ci saranno infatti tagli del 30% nei trasferimenti alle amministrazioni che non aderiranno alle unioni. Dopo la deliberazione di Giunta con l'approvazione preliminare del disegno di legge abbiamo fatto il passaggio al CAL. Le autonomie hanno sollevato alcune richieste, hanno fatto alcune richieste di modifica, di integrazione al testo. Quasi tutte, direi, queste richieste sono state accolte. Sostanzialmente quelle più importanti sono l'approvazione della figura del direttore, che veniva richiesta a gran voce da tutti i comuni. Il direttore per le unioni di comuni. Per le unioni, il direttore per le unioni. Poi la creazione di un osservatorio della riforma, è un organismo che consentirà agli enti locali e alla Regione di essere a un tavolo di concertazione per tutta la fase dei passaggi delle funzioni dalle province alla Regione, dalle province agli enti locali aggregati e i piani di dismissione delle comunità montane. Da ultimo una richiesta formulata anche qui direi quasi all'unanimità dal CAL è stata quella di prevedere per quanto possibile delle forme di rafforzamento dell'obbligatorietà a lavorare insieme in forma aggregata da parte dei comuni nelle unioni. Usiamo la leva finanziaria, cioè il fatto che la Regione eroga trasferimenti ordinari agli enti locali, e lì abbiamo introdotto un paio di articoli che consentono di penalizzare quegli enti che scelgono di non aderire a un'unione in maniera piuttosto importante, con il taglio dei trasferimenti del 30%, quelli ordinari, per la spesa corrente, e definendo come destinatari degli investimenti sostanzialmente in via prioritaria solo le unioni. Questo consente, diciamo, di dire che è difficile che i comuni possano sfilarsi da un'ipotesi di unione e di lavoro in forma aggregata. Se il calendario verrà rispettato, io immagino di poter andare nella settimana dal 20 ottobre in poi a illustrare il testo alla commissione competente, alla quinta commissione, e poi comincerà evidentemente l'esame da parte delle commissioni per approdare in aula nelle giornate del 18, 19 e 20 novembre per l'approvazione definitiva. L'autonomia è sotto attacco, puntiamo a ridarle dignità e consistenza. 12 sindaci delle province di Udine e Pordenone, trasversali politicamente, vogliono restituire sovranità al territorio e chiedono un'assemblea delle autonomie del Friuli. Non siamo un partito, dicono, vogliamo soltanto affiancarci a chi decide. Il progetto Laboratori di Autonomie e 5 incontri pubblici sul territorio per approfondire il tema delle autonomie, appunto, è stato presentato a Udine. Non siamo un movimento politico e forse non lo saremo mai, non ci contrapponiamo ad altri soggetti ma puntiamo ad affiancarci a chi decide per ridare dignità e consistenza al concetto di autonomia e per restituire sovranità al territorio. Rappresentati dai primi cittadini di Carlino, Diego Navarria, e di Mereto di Tomba, Massimo Moretuzzo, si presentano così 12 sindaci delle province di Udine e Pordenone, trasversali politicamente, promotori del progetto Laboratori di Autonomie, presentato oggi nella sede della Regione a Udine, affiancati da Associazione La Grame, Glesi e Furlane, La Patria dal Friul, Radio Onde Furlane e Mamucei dell'Università di Udine, gli amministratori di Carlino, Mereto di Tomba, Flaibano, Fiumicello, Lestizza, Muzzana, Precenicco, Rive d'Arcano, Sedegliano, Tor Viscosa, Tramonti di Sotto e Vito d'Asio hanno organizzato 5 incontri pubblici in programma dal 16 ottobre al 20 novembre. Il tema dell'autonomia sarà sviluppato negli aspetti legati alla cultura, alla comunicazione, all'economia, alla politica e all'amministrazione, grazie all'intervento di esperti dei vari settori. Il quadro
spettro in cui si sviluppa l'iniziativa, è stato spiegato, è quello che vede l'autonomia sotto attacco a livello non solo di enti locali ma anche regionale e nazionale. Registriamo, ha affermato Navarria, una progressiva perdita di sovranità democratica che noi ci proponiamo invece di tutelare. Va creato un elemento di rottura, ha incalzato il sindaco di Fiumicello, Ennio Scridel. Non impediremo il cambiamento che avverrà con la riforma delle autonomie locali, non potremo neanche farlo rappresentando meno di 50.000 cittadini tra i 12 comuni. Vogliamo però capire come questo percorso si possa compiere conservando quello che abbiamo contribuito a creare, le nostre comunità. Chi ci dà garanzie, ha chiesto il primo cittadino di Fiumicello, che queste vengano tutelate con le nuove forme aggregative previste dalla riforma? I comuni sono istituzioni di frontiera, ha osservato Massimo Moretuzzo, primo punto di contatto con i cittadini soprattutto per quanto riguarda il welfare. Le nostre decisioni si limitano spesso ad un sì o un no a scelte fatte altrove e calate dall'alto. Ci chiediamo, continua, se siano possibili modelli di autonomia locale e se questi possano essere motori di sviluppo per il territorio e ancora se si possa pensare, nell'ambito del nuovo assetto istituzionale legato alla riforma Panottin, ad una assemblea delle autonomie del Friuli. Abbiamo tante domande, hanno concluso i promotori dell'iniziativa. Auspichiamo che questi incontri pubblici ci aiutino a trovare delle risposte. La Guardia di Finanza ha sequestrato 2 orologi in oro 18 carati di